prosegue la rassegna culturale che si sta svolgendo presso la Galleria Luigi Sturzo di Mestre. In questo secondo appuntamento, dal titolo Incontri, è protagonista la scultura, ben rappresentata da due maestri eclettici ed internazionali, Carlo Pecorelli e Roberto Cipollone, detto Ciro. All'interno di questa esposizione si possono vedere e riscontrare delle tematiche comuni di questi due scultori che, apparentemente diversi, in realtà condividono delle idealità. La prima, l'utilizzo del metallo come materiale per creare arte e quindi un'altra modalità di fare scultura che evade dai soliti materiali quali appunto il legno, il bronzo, ma soprattutto il marmo. La seconda, la capacità del creare, quindi oltre ad una visione ideale, oltre ad una visione prettamente culturale ed intellettuale, in questa mostra è possibile vedere il concetto del fare, del creare. I due artisti appunto creano le loro opere attraverso il concetto della fucina quasi medievale, dai rimandi medievali, in quanto piegano, saldano, uniscono il metallo. La terza, più intellettuale, più ideale appunto, è la visione ecologica. Entrambi appunto perseguono questo tema. In Carlo Pecorelli, tremendamente contemporaneo e moderno, gli insetti altro non sono che una riflessione su un qualcosa che è considerato piccolo, scontato, inutile, ma sempre fondamentale per la natura e quindi degno di riflessione da parte dell'uomo. Mentre in Roberto Cipollone vi è il concetto del recupero, un concetto romantico del recupero del materiale, materiale che è scartato dall'uomo, viene preso, rielaborato e diventa opera d'arte, come a dire che ogni materiale ha la sua importanza e quindi può essere riciclato.